Fatto bene il sindaco a impedire, insomma, il fumo all'aria aperta in questo periodo? Ma sì, va bene. Bene, sono d'accordo. Giusto, quindi, insomma, lei è fumatore? Saltuario. Per cui Rinuncia quindi alla sigaretta si può all'aperto? rinunciare a qualsiasi cosa. Dalla mezzanotte di sabato 21 novembre sono scattate anche a Padova le limitazioni al fumo nelle aree pubbliche. Divieto assoluto di fumare alle fermate del bus e nelle vicinanze delle scuole. Mentre si è all'aria aperta, per accendere la sigaretta è necessario osservare una distanza di almeno 3 metri, ha scritto il sindaco Giordani nell'ordinanza. Dunque, se si è in fila all'esterno dei negozi o in un luogo di passaggio, come per esempio il centro storico, accendersi una sigaretta senza trasgredire la regola dei 3 metri sarà piuttosto difficile. Si può fumare all'aria aperta? In un centro storico piuttosto affollato di sabato, nonostante i contagi ancora elevati e gli appelli a non creare assembramenti, tutti i padovani indossano la mascherina e non si vede quasi nessuno accendersi una sigaretta. La gran parte delle persone si dice d'accordo con la scelta del sindaco Giordani di limitare il fumo nelle aree pubbliche per impedire così di calarsi la mascherina. È un'ottima notizia, direi. Infatti me lo chiedevo da parecchio tempo, insomma, se avessero fatto qualcosa a riguardo. È giusto comunque non fumare perché favorisce l'uso della mascherina. Quindi è giusto questo divieto? Secondo me sì, almeno finché dura l'ordinanza, il divieto e l'uso della mascherina. Io sono fumatrice, a me mi dispiace per questa ordinanza. Infatti, vabbè, pare sia giusto. Quindi da fumatrice è Mi giusto? dispiace, ma è giusto.